Eccoci con mister Alberto Boscaro. Oggi il Portogruaro 3 volte in vantaggio, per 2 volte siete riusciti a raggiungerlo, però la terza volta è stata fatale. Un Portogruaro comunque che è sembrato dagli spalti che avesse un po' più iniziativa sul campo. Che partita è stata? Ma è stata una partita che secondo me, intanto è stata una buona partita, perché tutte e due le squadre ci tenevano a fare una bella figura e a proseguire, diciamo, quel cammino che hanno fatto in quest'anno, dove hanno ottenuto un risultato eccellente entrambe. Secondo me è una partita che ha rispecchiato un po' l'emblema delle due squadre e come sono costruite. Ho visto un Portogruaro molto organizzato, un gran possesso palla, un'esperienza nei giocatori di alto livello, e noi abbiamo cercato di dimostrare quelle che sono un po' le nostre caratteristiche, una squadra che non molla mai, per cui anche se è andata in svantaggio non molliamo, cerchiamo sempre di imporci sull'avversario. Quest'oggi abbiamo fatto un pelo meno rispetto alle altre volte, ma i ragazzi hanno fatto una prova eccezionale anche oggi, secondo il mio punto di vista. Partita che poteva rischiare di finire ai rigori, eravate preparati anche in questo senso? Ma noi volevamo fare bella figura, è ovvio che scendi in campo per cercare di fare il risultato pieno. Abbiamo recuperato subito il primo svantaggio, abbiamo recuperato poco dopo anche il secondo svantaggio, per cui da parte nostra c'era l'interesse di fare una buona prestazione e di poter continuare il cammino. Purtroppo non siamo riusciti negli ultimi minuti ad avere quell'occasione, sfruttarla e raddrizzare la partita, ecco. Però l'obiettivo che avevamo era quello sicuramente di venire qui e giocarcela. L'ultima domanda, qualcosa da recriminare o il risultato tutto sommato è giusto? Ma il risultato è questo, per cui bisogna accettarlo. Noi, so che i ragazzi dicevano che il terzo gol la palla era fuori di un buon 20-30 cm prima di arrivare in centro area, però va bene, accettiamo quello che è il verdetto del campo, siamo ancora soddisfatti per quello che abbiamo fatto quest'anno e va bene così per adesso. Ecco. Bene, grazie. Grazie a voi.